Pudarile cominciare a fare vedere di come è nato il suo faveggio, lo Sassareso, insomma. A chi Sassari, Pozzo d'Orra, ci sono due zidai particolari. In italiano si direbbe sui generis, proprio a chi in qualche cosa si differenziano dalle altre zidai della Sardegna. E pure non solo come mentalità e come cultura, ma proprio per diversi motivi storici, diciamo così. Ed è proprio Baghillo, assai diversi, che questo dialetto nostro, questa lingua nostra, è nata in Oca. Non so se in Oggi, una delle poche differenze che c'è. Noi sono in Pozzo d'Orra di Minoga. Ma perché è successo questo? Perché, diciamo così, questo territorio è stato da sempre una specie di territorio di frontiera. E qui suba la presenza di Rubosso, di Pozzo d'Orra in Oga, proprio al centro del Golfo dell'Asinara. Quindi è stato un crocevia, si dice in italiano, di tutti i traffici commerciali che vi sono stati fra la Sardegna e il continente, fra la Sardegna e la penisola iberica, fra la Sardegna e il nord Europa. E quindi, diciamo, Pozzo d'Orra come è centro di raduno non solo di merci, ma pure di gente diversa. Ed è in questa, come te dire, in questa situazione, no? In questa situazione che per la prima volta, proprio in Oga, avviene in maniera pacifica, di musica, l'incontro fra due culture, due civiltà di musica e due faveggi, l'usaggio e Guido Italico, italiano. E tutto questo avviene in un clima di musica di grande disponibilità da parte delle sale. Quindi, ed è in una situazione culturale di questo tipo che si sono formati di prima elementi di musica, da poi hanno formato l'embrione di musica di questa nuova lingua. Una lingua che poi, con l'andata del tempo, in questo cammino centenario, secolare di formazione, questa lingua è diventata sempre più solida, più complessa e più difficile. Dico più difficile a chi lo Sassareso è sicuramente la lingua più difficile fra tutti gli altri faveli della Sardegna. Se è vero, canto è vero, canto dici lo compianto Antonio Sanna dell'Università di Cagliari, che ha scritto un libro importante, assai importante, lo dialetto sassareso. E in questo libro, tra le altre cose, dice proprio questo, che lo sassareso è sicuramente la lingua più difficile fra tutte le altre lingue della Sardegna, sia la forma faveggiata, il faveggio, e sia la scrittura, no? Ma che la difficile è proprio in questo rapporto che c'è fra lo faveggio e la scrittura. Abbiamo problemi. Io ho scritto
una grammatica, un tentativo di bunì un po' gudosini in questa giungla, proprio di questa nostra, no. Però rimangono ancora problemi. Ma a parte questo, diciamo così, è un favello, una lingua molto assai interessante. Tant'è che si dovesse fa un elenco di tutte le personaggi, personalità che si sono interessati a questa lingua nostra, bisogna che fa un elenco, veramente un elenco che non finì mai. Personaggi che andano al di là, oltre la cultura sarda, la cultura italiana. Cominciare per esempio da Wagner, il studioso della lingua sarda, che si è interessato pure dello sardo, pure se non con la stessa passione che ha posto per usarlo. Gartmann, un altro tedesco, che proprio su 5 ha fatto degli studi particolari. E poi tutta la serie di linguisti nostri, cominciato dal Bottiglione, dal Guarnerio, lo Spano, l'Angiuso, il Tola, senza arrivare ai giorni nostri, insomma, il Sanna che oggi ha aumentato, e senza Leonardo Sole, che ultimamente ha scritto cose importanti su questo dialetto. Quindi è una lingua interessante. Quindi ha, come dire, come tutti i dialetti, a voci ha una capacità espressiva superiore a quella della lingua nazionale. Tant'è vero che aveva questi scrittori moderni fanno esempi più frequentemente ricorso a frasi che sono della nostra lingua. È un po' la rivincita che dice del dialetto. Ma perché tutto questo? Perché appunto noi abbiamo a voce delle espressioni che riescono a essere più precise, più efficaci di quelle dello stesso italiano. Ecco, questo imparare bovare e come può essere cominciato questa cosa. Personalmente questa mia passione per il nostro dialetto, per usare sareso, nasce da un fatto particolare. Io posso dire da sé un figlio d'arte, come si dice. Babbo che si chiamava Peppino Bazzoni, e di così ha scritto, conosciuto come scrittore, come marinaro, ha scritto un libro di poesie, intitolato A menti tozzi e ranzichetti, ed è un libro che ha avuto una bella fortuna in Pozzo d'Orra, tant'è che è stato apprezzato da tutti, tanto che il comune a questo poeta l'ha dedicato una piazza, è una piazza Marinaro. Quindi io sono nato in un ambiente in cui lo sassarese, lo bossodoreso si masticava, sempre. Però la mia prima esperienza come scrittori di Sassaresu è stata quando ero a Milano. Io sono stato qua 15 anni fuori a Milano e quello che mi ha spinto a
a interessarmi d'ora di il nostro dialetto è una specie di nostalgia, diciamo così, ma non tanto nostalgia per i roghi, per amici, per bassone, nostalgia per il dialetto. Io avevo ganas di fare vedere, no? E mia moglie, per esempio, mia moglie è di razza ozzieresa, quindi fa vedere il campidanese. E chi dà non è che venivano i danti, gli fa vedere lo sassarese. Allora, insomma, mi ha inventato questi personaggi per far vedere con elli e commenti. E gli ho scritto una commedia, gli ho fatto dei personaggi, ecco. E sono entrato in sintonia con questi. Insomma, è stata così la prima mia esperienza di scrittore di musica in sassarese. E dopo ne ho scritto altre dieci di queste cose, di queste commedie, sono tutte rappresentate naturalmente. E quindi, dal punto di vista, come te di, letterario, no? Letterario, le cose che ho fatto io sono due, o tre, mi sono dedicato alla poesia, no? Noi abbiamo una tradizione proprio, come il nostro dialetto, una tradizione proprio come poesia, ma ho scritto le commedie, anche lì c'è una certa tradizione, ma soprattutto secondo me la cosa che mi ha distinto da tutti gli altri è che ha scritto un romanzo in sassarese, tutto un romanzo, che si intitoleggia Una fabbrica dei sogni e riguarda proprio una storia vera, successa in Oggi, un po' più d'ora, quando c'è stato l'insediamento della zona industriale e tutte queste cose. Quindi, diciamo così, una storia che ha radici in realtà, diciamo così, no? Perché dico questo? Perché noi abbiamo, come ti dicevo prima, una buona tradizione poetica. Noi abbiamo dato poeti importanti in Sassari, no? Da Salvatore Ruio a Pompeo Calvia e tutti gli altri che vengono. Però ti manca, come te dire, una cultura, una tradizione, come dire, prosastica. Quindi questo lavoro mio ha un senso particolare in questo tipo di discorso, diciamo così. Ecco. Quindi questo, in più, però, a questi lavori di natura artistica, diciamo così, io ho già aggiunto alcuni certi lavori, come dire, tecnici, e sono un vocabolario. Ho scritto un vocabolario sassarese italiano, no, abbastanza consistente, 800 pagine, non è una cosa che è stata un'esperienza meravigliosa, un'esperienza meravigliosa. Uno pensa che magari la compilazione di un vocabolario possa essere una cosa un poco, come te dire, da questo punto pure noiosa, non lo so, qualche accoglie dati, buoni in ordine, eccetera. E invece è una cosa interessantissima, è stata una delle esperienze più importanti secondo me, che mi ha posto proprio a contatto con la gente. Perché un vocabolarista si serve di due cose, di uno studio dei testi da una parte e da poi una verifica fatta proprio sul campo, no? E coordinare dei buoni d'accordo di due cose a un certo punto, questo è tutto un travaglio fatto poi a taurino, eccetera. Però l'esperienza più bella è che sei la verità. Io sono stato a Sassari, per esempio, in tutti gli artigiani sassaresi, no? Mi hanno piagato tutti i modi di suo faveggio, della loro
facoltà, eccetera. Sono stato a Sossu, dai vignattieri su Sinchi, che mi hanno detto tutto quanto mi budiano di, e soprattutto sono stato in Ogga, la marineria, tra i pescatori, tra i travagliatori, e quindi è stata un'esperienza meravigliosa, ti dico la verità. E quindi ho scritto questo, e poi ho scritto, da questa esperienza ho potuto realizzare un altro travaglio, secondo me abbastanza interessante, e che è una raccolta di modi di dire e di espressioni caratteristiche di Giulio Sassarese. Io con queste espressioni ho collaborato Badoiane con la Nuova Sardegna, una rubrica fissa settimanale, e di ogni ghedda commentava alcuni modi di dire Sassarese, eccetera. È una rubrica che ha avuto una fortuna, nel senso che era seguita abbastanza, su un bel diretta, le telefonate, quindi una grande, io devo, a questo nostro dialetto devo una grande, come dire, riconoscenza a chi le belle soddisfazioni io l'ho già avuto proprio interessandomi di questo nostro alfabeto, di questa nostra lingua. Lo Sassarese nasce da una base locutoresa. A chi non che prima di far vedere lo Sassarese si fa vedere locutorese. E da poi però vi sono state di contaminazione, no? E di interferenze di diverse altre lingue. In modo particolare, per quanto riguarda lo Sassarese, queste contaminazioni vengono dallo genovese e lo bisano. A chi? Per una ragione storica per tutto questo, no? Perché a un certo punto cosa è successo? Che la Sardegna, per via di un personaggio un poco strano, ma storico, che era un arabo, Mujahid, si chiamava Musetto, chiamato, che era un pirata che con una flotta continuava a fare razzie, non solo in Sardegna, ma in tutto il Mediterraneo, ma in modo particolare in Sardegna. La Sardegna, siamo nel periodo medievale, ha avuto bisogno di un aiuto per cercare di arginare questa disgrazia che era. E tanto si ha pensato di avere aiuto dalle repubbliche di Genova e di Pisa, che sono giunti effettivamente con le flotte ad aiutare la Sardegna. E nel 1016 questo Mujahid venne sconfitto. Ora, sia Genova che Pisa, come controbattuta, come controbattitani, ha avuto da parte della Sardegna un certo tipo di agevolazioni fiscali, diremo così oggi, e pure delle concessioni territoriali, si dice. Quindi è cominciato tra Genova e la Sardegna, tra Pisa e la Sardegna, un'attività commerciale importante. E allo centro di questa attività commerciale era Bosso d'Ora, come abbiamo detto ancora. Cosa è successo quindi? Quindi è successo che le due favelle che più hanno subito come ti dico, contaminato l'Ogodoreso che fabbricavamo noi, sono proprio genovesi, e poi abbiamo avuto pure
una presenza importante del corso, nel corso. Il corso che ha avuto una funzione importante, oltre che per il Sassaresu, per il Gallurese, che a differenza del sassarese non è stato influenzato pure da questi altri due faveggi. Quindi le affinità che vi sono fra noi e il Gallurese riguardano proprio la componente corsa, ma è manca l'influenza genovese che si è manifestata soprattutto in Pozzo d'Orra, proprio per le ragioni commerciali che abbiamo detto. Quindi sia lo Sassaresu che lo Gallurese si differenziano dal Locutoresu, no? Però allo stesso tempo hanno anche delle differenze fra essi, che mi pare che sia di linguisti proprio, hanno dimenticato la baraura dialetto, non la trattano più. Vi sono lingue di maggioranza e lingue di minoranza. Ed è una decisione santa, a chi i dialetti sono nient'altro che delle lingue, perché hanno tutte le caratteristiche della lingua. Non c'è una differenza. Ci sono delle lingue, anche fra le lingue cosiddette nazionali, vi sono differenze, no? Vi sono faveggi che sono più sofisticati, sono più una ricchezza maggiore di barauri, altri di manco, di così. Però la sostanza di Raringa rimane la stessa. Quindi non esistono dialetti noi lo trattiamo, questa baraura ancora, come per una convenienza così comunicativa, ecco. Pannoità di lingue di minoranza rispetto di un dialetto, però effettivamente non esiste questa differenza. Io ne sono consapevoli tutti quanti ormai, plurilinguisti, gli studiosi di queste cose. Pare che siano torrendi a punire l'interesse per questi cosiddetti dialetti, per diverse ragioni. Una era quella, come ha detto Anzora, che vi sono sempre come dire, scrittori che fanno i prestiti dialettali, come si dice, e quindi si acciappano in ogni scrittore oggi si acciappano frasi in tre in dialetto. Noi avevamo due scrittori sardi, Niffoni che usano molto questa cosa, ma non sono una novità, è un po' dappertutto. A Camilleri, per esempio, tanto baffa un nome. E da poi vi sono pure, diciamo così, una rivalutazione di chi si scrive direttamente in dialetto. Ma, diciamo così, per fare un nome battuto, De Filippo, Edoardo De Filippo, e insomma è una persona che ha scritto sempre nel suo dialetto, napoletano, quindi però ha scritto quello che ha scritto, per la famiglia di tutti gli altri che vi sono. Quindi vi è un'attenzione pure da parte della critica togata, questa critica, diciamo così, accademica, che comincia a interessarsi pure di queste cose, ecco. E che quindi io penso che sia una rivalutazione, ecco, di questo dialetto. Secondo me un dialetto è più faveggiato i centri più minori rispetto alle grandi città. A chi generalmente in dialetto si faveggia fra chi si conoscono.
Allora, due che si conoscono si incontrano più facilmente in un paese minore che non in una città. Allora, se io esco da Inoga, posso acciappo subito 4-5 persone che conosco e fa vedere con loro in Porto Torreso. Si anda a Sassari, prima di incontrare una persona che conosce, no? Chissà cosa mi passa, e allora sono costretto a far vedere con chi che non conosce, in lingua nazionale, in italiano. Sicché in Porto d'Oro, ripeto, a Sassari, si va a vedere ancora di più lo dialetto, e in Sossuro, Maltesi. E la ragione è proprio questa. Io non sono d'accordo che la palla gente non fa vedere più. L'altra lì sono andato proprio in un'officina, una cosa che una curiosità. E venne due bizzini, ha avuto uno, così, 8 anni, l'altro 10, era ragionante con lo babbo. Ma fabbricavano un Porto Torreso, un Sassareso, ma bello, ma dico una cosa, sono rimasto incantato, no? Solo a un certo punto uno ne è uscito, passami questo barattolo, no? Ha detto, ferma tutto. Pensava sia andato bene. Cosa significa questo? Significa già che la volontà di fare davvero, no? Però si è sempre soggetti a, come dire, a trattare neologismi in italiano. Noi abbiamo un particolare, lo dialetto sassarese, ripeto a Rosario, che è in positivo per noi, diciamo così. Quando si tratta di neologismi, generalmente Rosario tratta la parola italiana su dottore, no? Noi dialettizziamo, noi diciamo duttori, no dottore, no? Ma adesso a me non l'ho presente, ma vi ha avuto proprio ha fatto una specie di elenco di barauri proprio, in di noi facciamo questa dialettizzazione, noi cerchiamo di adattarla al nostro dialetto, questa cosa. Però a parte lo fatto di questo bizzino è un tentativo, no? Edo non sapeva che si chiama robotto, no? E allora ha cercato di dialettizzare la parola barattolo e l'ha fatto barattolo, naturalmente. Ecco, la difficoltà è chissà chi non fa vedere abbastanza in questo dialetto, sanno le difficoltà di questo genere, però dimmi, tutto sommato io una volta mi ho pigliato un appento, sono uscito con lapisi e un brocchetto fuori. E quando vedia 2 o 3 persone ragionanti, mi filmava un momento, no? Si fabbricavano in italiano, venia più, si fabbricavano in sassarese, portatorese pure a meno, dall'altra parte. No? Beh, quando sono tornato a casa ci ho fatto un po' di gaccoli, chi li fabbricavano in portoghese e in sassarese erano in maggioranza, dal resto si entra in una putrea oggi, in frutta e verdura. Tu non intendi, dimmi, dia 2 pomodori, toccami 2 bommati, toccami... Sai che quindi non è vero che... In più, secondo me una cosa bisogna riuscire a fare, insistire un po' di più i cori. Che così, io ho già avuto un'esperienza con i cori, assai interessante. Intanto sono rimasto meravigliato dall'interesse che ha mostrato questi bizzini, no? A causa di questa cosa. Da poi di un'ora dicevano, ma non continuiamo ancora, signor Maestro. No, cose di questo genere, oppure solo un'ora ne facciamo oggi. No. Allora, perché era un proprio interesse, ma a che pure qui bisogna acciappare la chiave giusta, no? Io giù,
mi è giunta a capo un'iniziativa che è stata funzionata. Io ho scritto una poesia un poco così, un poco, si chiamava Ritratto di signora. Ho fatto così, ho fabbricato di questa femmina, fatta con le barre, azzucchita, con l'occi, tutti così, no? Parauri un poco desueti, come si dice. E ho detto, che c'è questa poesia? Allora voi in casa dovete cercare di tradurla in italiano, di fare la traduzione in italiano. Io non vi dico niente. Se non sapete, lo mandate a mamma vostra, a babbo vostro, se no sono capace in casa vostra andate in giro da iaia a doia, da nonna, eccetera, eccetera. Insomma, e da poi mi vedo un ritratto, no? Di questa descrizione che vera poesia, di questa femmina. Beh, è una cosa interessantissima, che questi pizzini prima ne rompito la mazza ai genitori, non bastavano i genitori, sono usciti dai nonni, sono andati, e tutti, quando poi venivano ancora a mostrare questi compiti, erano tutti entusiasti, e ne veniva uno, se non mai lo dubezzo è chizzo, e l'altro, se non mai le gaffane sono chizze, no, per dire. E c'era veramente un interesse. Allora io dico, veramente, è un peccato non continuare su questa strada. Ecco, io mi auguro che con i tagli che hanno fatto a Lecora, se non avranno a pensare pure a queste cose, però sai che è una cosa buona di fare.